È una neve che profuma di beffa, quella caduta nel Bellunese, e altra ne scenderà nelle prossime ore, stando ai bollettini della Protezione Civile, giusta per il Ponte dell'Immacolata o per Sant'Ambrogio. Peccato che l'emergenza Covid rischi di travolgere, proprio come una valanga, aspettative che già erano ridotte al minimo. La linea dura sugli spostamenti annunciata dal ministro Speranza per Natale spegne la già flebile fiducia degli operatori di vedere impianti e hotel aperti. Queste le immagini di una cortina innevata dove gli operatori albergatori in primis navigano sempre più nell'incertezza. Questi grossi alberghi hanno sicuramente dei grossi problemi di programmazione e reperimento ovviamente del personale, c'è anche la variabile appunto di mettere nelle condizioni di viaggiare a queste persone. Neve è caduta in tutta la provincia senza particolari disagi per tutta la giornata, solo qualche rallentamento al traffico. Qui siamo nella zona dell'Arsedese, nel Feltrino occidentale, prima nevicata di stagione anche nella città capoluogo, dove ci si prepara a un Natale blindati in casa. Un po' triste, però la sicurezza delle persone anche giusto così. Quest'anno la stagione comincia presto, mi dispiace molto per tutti gli operatori del settore e soprattutto anche per gli appassionati, perché una neve così bella fa venire voglia di andare a sciare.